pratica, ecco perché vi dico, non è importante solo avere queste informazioni, ma sedervi 10 minuti, la mattina soprattutto, e praticare la meditazione, che in quel momento stai lasciando andare il controllo e fate questa prova anche senza i miei audio, senza le mie meditazioni YouTube. Semplicemente vi sedete, chiudete gli occhi e ascoltate il respiro. Per 10 minuti mettete un cronometro, 10 minuti. E notate ogni volta che questa mente va fuori dal presente e vi riporta cosa devo fare oggi, cosa devo mangiare oggi, qual è la mia agenda di oggi. Prima di ogni scrollata su Instagram, prima di ogni email sulla posta, prima di entrare nella vita, diciamo, di tutti i giorni, prendetevi 10 minuti per fare un check con voi stessi, così che tu hai dato il fondamento di tutta la giornata. Questo vi dà una grande mano e la dà ogni giorno anche a me. E ci sono dei giorni in cui non l'ho fatta, anzi mesi in cui non ho meditato per niente, cioè vi sembrerà strano perché io faccio questo di lavoro, ma ci sono stati mesi, i passati mesi, in cui forse per un mese e mezzo io non ho fatto nessuna meditazione. L'ho creata per gli altri, ma non l'ho fatta per me. E vi assicuro che è da una settimana che ho ripreso, la mia giornata è completamente diversa. Sono più tranquillo, più centrato, più focalizzato.